Maron! Bene, sono andato da Massimiliano, che per chi non lo conosce è il mio meccanico del fiducia, che dopo si diventa anche un tu, ma quello è un altro discorso, e dice, vabbè, ovvio da vedere, vediamo venerdì mattina, ha detto che secondo lui sono i sensori, li cambiamo tutti e quattro e controlliamo meglio le pastiglie, perché adesso così non si riesce a vedere bene. Secondo me insomma è ora di controllarle, di cambiarle, in teoria di cambiarle, perché bisognerebbe cambiarle ogni 50.000 più o meno. Solo io ho fatto 60.000, il proprietario presente non lo so quando, quindi ovvio che sono da controllare. E de piano ragazzi, perché ho visto tante ambulanze, incidenti in giro, non vi dico alla Spagna, all'Italia. E quindi sì, o andate piano o smettetela di suonarmi e farmi fare quando rispetto i limiti. Guarda anche qua, 50 è messo ai 50, hai capito? Non è che le scritte 50 è messo ai 10, e quindi quando mi sfanalate e poi vi vedo sempre lì sbattuti, incidentati, mi girano solo quei coglioni. Io dico sempre che non puoi pretendere di aver ragione quando i fatti dimostrano il contrario, hai capito? La ragione sia solo quando ci si rispecchia con i fatti. Aragua, ho preso questo generatore di ozono per il camper, forse non è il primo che prendo, esatto. Uno l'avevo recensito una volta, poi non funzionava più, l'ho buttato, adesso questo l'ho comprato, è a 2,20. Dicono cosa serve a prevenire le muffe, l'odore, i brutti odori, i batteri, i microbi, virus, certi tipi di insetti, eccetera, eccetera. Fa anche il caffè praticamente, esatto, vabbè, insomma, tra il dire e il fare, noi lo proviamo, eventualmente è stato acquistato con Amazon, appena sono scontento glielo rimando indietro. Ah, ecco sì, cosa importante è che i poteri forti non ce lo dicono con la K, è che non andrebbe respirato l'ozono, ok? Quindi quando funziona devi essere fuori dalla stanza o dal camper, devi stare attento anche a impostare il discorso della metratura, insomma che non ci sia un rilascio eccessivo di ozono, e soprattutto insomma un po' come un vape, fa finta che sia un vape, ok? E quando ritorni a arieggiare, ok? Quindi facciamo finta che sia un vape, se ci devi abitare dentro. E ogni tanto è il momento della coccolite, sì, digli cipi, sì, ecco, sì, ci diamo tanti abbracci, sì, niente bacino. Puzzo, dopo va via, attento. Il spillo è strano, va là, dice, qua non è nessuno, adesso si gira, vieni qua, attento, fa manovra, va a vedere se il cibo da che parte là, acqua, slap. Che bei momenti. Quando penserò al mio passato, questo vale anche per te, assapora questo pensiero. Quando penserai al passato, quando penserò al passato, ti verrà in mente quando sei stato 1 ora, 2 ore, 3 ore col tuo cane, così a far niente, a coccolarvi. Guarda che è una ricchezza, sai? Non tutti possono permettersi di stare 3 ore col cane a coccolarsi, a riposarsi, a rilassarsi. Guarda che è una roba per pochi, sai? Come cosa ci faccio qua sdraiato? E anche questa è una cosa per pochi, difficilissima da spiegare. Sì, ho voglia di sdraiarmi per terra, che tra parentesi è netto e pulito, che io. Perché devo assecondare il... Sì, amore, sì. Devo assecondare l'idea che... che è stato via di nuovo. Che non si fa perché non è usanza, non è maturo, non è elegante, non è normale sdraiarsi per terra così. Ragazzo mio, faccio un esempio. In Olanda è normale pranzare nel divano, come in altri stati. Da noi assolutamente non lo è. Però ciò che è normale per loro è anormale per noi, e ciò che è viceversa, insomma, dai. Ok? Quindi prova a immaginare, ciao, zuccario, nel gioco delle anormalità, digli CP, chi ha deciso cosa è normale e cosa non lo è?
ok? Quindi, tutte robe senza senso. Io sostengo da anni la legge epicurea, che è il fine della vita, in sostanza è la felicità, il benessere umano, no? Il principio del piacere, per dirla così in termini freudiani. E resto convinto, e secondo me dovresti convincertene anche tu, che è l'unico vero succo e senso della vita l'essere felici. Poi, attenzione, è lì che casca il pero. Ognuno, come ti ho già spiegato in tantissime puntate, ha il suo modo di essere felice, il suo modo per essere felice. Dica CP, cioè ti per essere felice, ti basta stare al calduccio, vero CP? E avere tante papine buone, ok? Tipo, non so, se a te regalano un Ducati Panigale, non gliene frega niente. Quindi vedi, non si può dire che il Ducati Panigale dà la felicità, assolutamente no, a lei proprio no. Così come non si può dire che non so, un tocco di carne cruda dà la felicità, cioè il CP dice di sì, io dico di no, cioè vedi com'è. Però stavamo parlando di normalità e anormalità, perdona il video girato un po' così nell'oscurità, è che se tu segui queste normalità, cosa sono le normalità? Le normalità sono tutte quelle cose, tutti quei binari, quegli instradamenti che ti obbligano a percorrere certe strade per raggiungere la felicità. Tu percorrendo quelle strade vedi che sta felicità non si arriva e hai capito dove sta il gioco. Guarda me, ovviamente la felicità, essendo uno stato, dove te puso qua, essendo, no, non te puso là, te puso qua, essendo una sorta di stato emotivo regalato da molteplici fattori, in fondo, perché la felicità, come dice Albano, è un bicchiere di vino con un panino, ma anche pinciare come Ludri dopo che si sbaruffà e tante altre cose, quindi vedi è la somma di tante cose e io ti dico, sperando che possa essere di esempio, di aiuto, perché tanto fra qualche decina d'anni creperò anch'io come te, e la felicità l'ho, tra virgolette, raggiunta, tra virgolette, nel senso che ho capito, ho intuito tante cose per poterci arrivare. Certo, non vivo nel nirvana della felicità assoluta, per carità di Dio, però ho capito, muovendomi da solo, che ad esempio, tu mi guardi per il camper, ad esempio questo vivere in camper mi rende più felice. Non solo per un discorso di praticità, ma anche proprio di effetto psicologico di tana, sai che a me piacciono le tiny house, gli ambienti stretti, comunque non divaghiamo, ma anche per questo senso di libertà, perché sai, anche economicamente parlando, quando tu non hai dei costi è un po' come avessi i soldi infiniti, perché i soldi infiniti non esistono, abbiamo visto miliardari fallire, indebitarsi, eccetera, eccetera, quindi veder smettere, veder cessare la parte dei soldi che entrano, ma se tu lavori anche dalla parte opposta della formula, ossia dal non far uscire i soldini, è un soldo risparmiato, è un soldo guadagnato, l'ho detto tante volte in questo canale. Quindi anche sto vivere in camper, non avere le case ipertecnologiche con 50.000 elettrodomestici che si spacca, con lavori da fare, de ristrutturazioni, de tasse, la mia felicità è anche perché insomma non mi ricordo se l'ho mai detto in video, lo dico spesso a Giacomo o agli amici, che il massimo desiderio, la mia massima ambizione nella vita è non avere rotture di coglioni. Quindi creandomi questa vita senza rotture di coglioni, io automaticamente ho raggiunto la mia felicità, hai capito? Però attenzione, ecco, fermo, ritorna alla cosa importantissima: se hai capito tutto quello che ho detto, avrai ben chiaro che il camper non è assolutamente la soluzione. È una cosa che può andare bene a me, a Tizio, a Caio, mentre a Sempronio e a Fini assolutamente no, può essere il contrario. Ognuno ha la sua strada, è quello il trucco, il succo.
E tu mi dirai, e come si fa a capire? Provando, provando. Ti ricordi come è nato sto canale? Io ho detto, io non è che vado a vivere in camper, cioè io prendo, faccio a piccoli passi. Se non mi piace torno indietro, cioè non sono così stupido da dire devo vivere in camper perché ho deciso così. No, una merda, provo, se non mi piace torno indietro, hai capito? E così deve essere sempre la vita, cioè non seguire mai queste fisse, ok, di dover diventare, fare, eccetera, ma provare, perché anche solo provando tu assaggi. Voglio dire, non è che devi mangiarti un'intera torta di merda perché fa schifo, basta anche solo un assaggio per capire. Quando detto che c'è posto per chi sa stare a posto, il posto teleaccesa e la casetta in Canada, il sabato la spesa, il giorno dopo in chiesa, e sei un po' nervoso ed un motivo ci sarà.